E se proprio devo trovarmi in quella goffa situazione, con un cavalletto su un prato, certo non mi toglierei la tuba dalla testa. Lavorava in studio, celebrando il silenzio e non avendo spazio o prospettiva aperta, abolì il centro. Nella famiglia Belleli le figure recalcitrano, rifiutano di guardarsi e di guardare il pittore e persino noi. La ragazza seduta ha il polso al fianco ed una gamba sollevata, visibilmente annoiata. Paiono attratte da reciproca avversione. A noi gli ossimori piacciono. E poiché lui par non aver occhio, gli sguardi spaziano nel vuoto. Se proprio devo uscire, entro nel Medioevo, con scene di battaglia avvolte nel mistero. Una provocazione, senza dubbio, alla fantasia del fruitore. A sinistra una città brucia e si suppone che le 9 femmine siano riuscite a fuggire senza perder tempo nel vestirsi. Invero 3 han recuperato uno straccetto che non le riparerà dalle frecce di quel malnato col cappello che par giocare al tiro a segno. Il terzo cavaliere, per metà fuori campo, se si può usare questa espressione in assenza di centro, ne rapisce una. Confidiamo vivente e forse la storia continuerà. Il cavalier di mezzo proporrà alle femmine un accettabile compromesso? Dopotutto, la battaglia è stata dura e, come ricorda Fabrizio De André nel suo Re Carlo che torna dalla guerra, al vincitore infastidisce l'usura. Il mistero si infittisce nella sorgente. Per quanto sia noto il volto della principessa d'Oriente, ossia Mademoiselle Eugénie Fiocre, stella dell'opera. Ma dove siamo? In una grotta artificiale? Ed in quale strano paese esotico, ove l'acqua di sorgente stagna, mal riflette e non bagna, e sorprendentemente sostiene la copertina bianca, nonché la giovane accovacciata sopra. Il cavallo, che è bestia, ma non scemo, annusa, ma non la beve. Forse è quella del Mar Rosso? Siamo in qualche parte della Giordania o nell'altra sponda, oggi Israele? Una musica malinconica esce dal liuto, che tutti rattrista. Che è accaduto? O cosa sta per accadere all'interno di questa stanza? La Bajur illumina una valigia di oggetti leggeri, bianchi, probabilmente intimi, in confusione. Sul tappeto una misera corsia, un corsetto giace. Lei, a sinistra, è al centro della nostra attenzione. Piegata forse in ginocchio, tonsura da suora o ragazzina, nasconde nella mano una parola, o chissà, un grido. Il letto è intatto e sulla destra un uomo appoggia alla porta la sua ombra oscura. Degas definì il quadro un'opera di genere. Sì, vabbè, ma di che genere? Abuso? Minaccia? All'epoca andava di moda la tubercolosi, le mimì, le giovani povere prostitute.
Speriamo sia un eccesso di tosse per un raffreddore che rompe un silenzio violento. Qual era il rapporto di Degas con le donne? Conosceva tutto, come si lavavano, come si asciugavano, come spazzolavano i capelli, persino come dormivano. Tuttavia, per Mallarmé, conosceva senza voluttà, quasi con animosità, a Madame Janniot, amica deliziosa, confessava: «Debbo proprio amarvi per potervi perdonare di essere graziosa come siete». Così come i petit rats, le giovani ballerine tra i 13 e i 15 anni, figuranti gioiose nel corpo di ballo. Lui, avido di disegnarle dietro le quinte, senza neppure togliersi la tuba dal capo, ne carpisce ogni segno, gesto, movimento e oltre non s'avventura, per quanto avvertisse il morso dell'incanto di abbracci che indeboliscono. Diversamente da noi, che non resistiamo neppure alle aggressioni delle idee.